Mister, sta arrivando un derby molto importante, vi dividono pochissimi punti in classifica, come la sta preparando? Per quanto mi riguarda è un derby importante che io sento, è normale perché l'ambiente lo sente, diciamo che le partite sono tutte uguali, quindi bisogna affrontarle come affronteremo qualsiasi altra partita. Siamo in un periodo molto positivo perché veniamo da 5 vittorie consecutive, eravamo un po' attardati, però ci siamo rifatti sotto e siamo a 2 punti al Villanova, quindi è una partita molto importante. Posso dire che si parla di partite decisive, secondo me non è una partita decisiva perché siamo con domenica, mancano 12 partite alla fine, sono 36 punti in palio, quindi c'è ancora un'eternità qui alla fine, può succedere di tutto. Quindi è una partita che giocheremo come partita secca, come un derby e lo vivremo così. I ragazzi come li vedi in questo periodo? Diciamo che li vedo molto bene, sono stati molto bravi a fare quello che hanno fatto, perché naturalmente dobbiamo sempre partire dal presupposto che i protagonisti principali sono i giocatori, non sono gli allenatori. I ragazzi sono stati molto bravi a riuscire a portare in campo un'identità ben precisa di squadra e questo ci ha premiato molto, insomma. Si aspettava una stagione così quando è arrivato? Quando sono venuto qui, diciamo che sono venuto in corso d'opera perché sono 8 partite che sono qui, quindi abbiamo fatto una sconfitta la prima partita, no, 7 partite, una sconfitta la prima partita, 2 pareggi e 5 vittorie consecutive. Mi aspettavo di riuscire a recuperare, certo che me lo aspettavo, sono venuto qui con molto entusiasmo e con molta voglia di fare e dopo i ragazzi diciamo che sono stati bravissimi, quindi, però niente è fatto perché abbiamo partite secche tutte le domeniche e domenica è un'altra partita secca. Ultima battuta, come si batte il Villanova? Eh, Se lo sapessi farei fare esattamente quella cosa lì alla mia squadra, però diciamo che è una partita da 1x2, non si possono fare previsioni, quindi è una partita importante, speriamo di avere un bel pubblico, che è la cosa principale, speriamo di divertirci, speriamo di far bene tutte e due le squadre, spero che facciano una buona partita perché diciamo che non è che io ragiono sul fatto che gli altri facciano male, no, ragiono sul fatto che parlo solo della mia squadra e spero che sia una bella partita per tutte e due. Bocca al lupo. Viva il lupo! Stefano, arriva una partita importante, un derby, come la state preparando? Stiamo preparando come tutte le partite, diciamo, con la determinazione giusta e per andare in campo per vincere la partita. Sicuramente è un derby, quindi facciamo un po' più di attenzione, ma comunque è una partita come tutte le altre per quello. Ti aspettavi un campionato così a questo punto, una situazione di classifica così da quando siete partiti dall'inizio? Boh, più o meno sì, dai, diciamo che sicuramente ha fatto un bel giro di andata il Villanova, noi un po' meno, adesso stiamo comunque tirando un po' su e quindi è giusto che siamo là tutte e due a giocarci un posto per i playoff. Come si batte il Villanova secondo te? Questo non lo so. E noi andremo in campo con tutta la determinazione giusta e con la voglia di vincere e poi chiaramente chi vinca il migliore. Tra i tuoi compagni cosa vi state dicendo come lo state passando? Siamo tranquilli, nulla di che, diciamo, nulla di diverso da tutte le altre settimane, E ecco. il mister vi sta torchiando di diverso? No, 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 il mister la vive, più serenamente di noi per quello, non ci ha né messo pressioni né niente. Chiaramente, ci mette solo pressioni come ogni domenica per vincere, per portare a casa i 3 punti. Se vincete vi fate pagare la pizza dal mister. Chiaramente sì. Bocca al lupo. Grazie, crepi. Stefano, si avvicina un derby molto importante. Come hai visto i giocatori? Che come pensi si giocherà? Dove si vincerà questa partita? Ma sai, i derby sono sempre partite a sé, no? Diciamo che a differenza di anni passati dove ci giocava, diciamo, punti importanti per la salvezza,
da qualche anno a questa parte, insomma, il lavoro meticoloso delle società, delle due società, ha portato a sabato a far sì che sia un derby dove i punti contano per una posizione interessante di classifica, insomma, ecco. Trovarti punti dove si può vincere la partita faccio un po' di fatica, insomma, perché ormai di anni e di derby ne abbiamo giocati e sappiamo che i derby sono partite tutte a sé, no? Dove magari il bel gioco latita e subentra la, la- la sana cattiveria agonistica e la voglia di provare a essere migliori degli avversari, insomma, ecco. Ti aspettavi un campionato così quest'anno dalla partenza? Sì, diciamo che ormai sono qualche anno che i campionati sono molto equilibrati e come si possono vedere i risultati, partite scontate non ce ne sono, ma sono tutte partite difficilissime da giocare perché sono squadre organizzate e livellate, insomma, e non c'è, diciamo, nessuna supremazia così netta, ecco. Ultima battuta, se vincete il derby ti fai la barba bionda? Boh, adesso queste cose le lasciamo da un'altra parte, insomma è una partita importante, però voglio dire dopo ne mancano comunque ancora 11 e tante cose possono ancora accadere. È chiaro che insomma veniamo da un momento positivo sia mentale che fisico e spero che questa cosa insomma continui, ecco. In bocca al lupo. Crepi, grazie.